Ma che resto? No, è il cappello in onore a Zielinski. Sì. Sembri Gigione. Ma guarda, state... Amici bellini, la conferenza è importantissima perché Garzia, Zielinski, l'ho visto tosto Garzia, risposte proprio in fretta, belle frizzantine. Cominciamo, visto che quella è in forte ritardo, cominciamo in fretta. Allora, io ve lo posso pure togliere il caffè, però è sfizioso perché, prima di tutto, benvenuto Ugo De Santis, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, un ringraziamento a quelli che lasciano i like, che tengono il canale sempre sulle punte, e un ringraziamento anche, fatemelo fare, a Calcio Napoli 24, perché almeno con loro siamo sicuri che non ci perdiamo niente, anche perché ci sono stati ritardi pazzeschi del Napoli tra viaggio, traffico, insomma la conferenza doveva essere fatta alle 7:15, insomma, o giù di lì, l'hanno rimandata così, poi sono andati pure con tutta calma a vedere il campo. De Laurentiis con la bottiglia, tra l'altro bottiglia di Pepsi, attenzione, De Laurentiis con le sponsorizzazioni, perché sennò la Coca-Cola siamo i concorrenti. Di conseguenza poi si sono presi tutto il tempo così, hanno controllato il campo, tutto a posto, e poi conferenza dove Piotr chiede a Lombardo: posso tenere il cappello? Lombardo dice sì, non ti preoccupare. Piotr due volte: ma sicuro? Sei sicuro che si può fare? Perché ci tengono, sono educato e ci tiene parecchio a come poi è l'immagine, perché poi l'immagine, bravo Piotr. E mi sento di dire bravo anche Garzia, che comincia subito con, dice: qua sembra il palcoscenico dei Rolling Stones, insomma c'erano luci in faccia, loro potevano vedere poco i giornalisti che facevano le domande, insomma gli si comincia, penso fosse CBS Sport, penso che fosse l'amico Marco Messina della Paramount Plus, che chiede a Garzia un po' della storia dell'Union Berlino, se conosce la storia dell'Union Berlino. Garzia non è che la prende alla lunga, dice sì, sappiamo che si sono meritati la loro Champions l'anno scorso e mi interessa di più la storia recente, giustamente, e dice sappiamo del momento difficile, non si può negare che l'Union Berlino venga da 8 sconfitte consecutive, e ne conosciamo i giocatori, ne conosciamo alcuni, ovviamente non li conosce tutti, sarebbe assurdo dire li conosce tutti, lo capisco. Conosciamo ovviamente Gosens, Bonucci, ma lui cita anche Lucas Trussard, perché ovviamente è un giocatore che lui aveva avuto, passato dall'Erta, dal nemico al... Ma io mi devo spostare dall'altra parte con un Ambrabam tattico, così voi vedete Garzia, ecco Garzia, e poi quando invece parla Zielinski vedete Zielinski. Fatemi togliere Garzia qua, così li aggiungo poi manualmente. Quindi non più un gli si chiede, insomma, Verona sì, bene per una sessantina di minuti, 45, 60, insomma così si può arrivare a 70-80 per non avere più questi cali, e Garzia dice no, dobbiamo arrivare proprio a 95. Le motivazioni ovviamente sono automatiche in Champions, non devo dire niente, dobbiamo però vincere per recuperare, nonostante la partita del Real Madrid ci può anche stare, ma dobbiamo recuperare i punti persi in casa con il Real, e quindi i punti persi in casa. Zielu gli si chiede 2 volte questa domanda: il rinnovo, visto anche il tuo rendimento straordinario di questo inizio stagione, potrebbe essere anche uno stimolo per il rinnovo. E la scusa del rendimento per parlare del rinnovo. Zielinski glissa la prima volta, dice: io sto benissimo a Napoli, mi fa piacere, non devo fare nemmeno assist e gol, a me è importante che gioco bene, che gioco per la squadra. Insomma, un Zielinski molto maturo, molto responsabile, si sente il leader e lo dice, è proprio tranquillo anche nei confronti di eventuali critiche che sono arrivate in passato e che oggi sono tutti zitti, perché lo sta dimostrando anche con i numeri. Quello, quando non dimostra i numeri, lì qualcuno può dire Zielinski sparì. In realtà lui non lo considera così. A Garzia chiedono se il gruppo è unito, e Garzia dice sì, ma non dalla partita col Verona, perché adesso voi dite che il gruppo è unito, ma lo era anche prima. Però ci tiene a sottolineare Garzia: ma no, che calore questi capelli, no, fatemi, Zielinski mi ha capito. Buongiorno. Fa troppo caldo. Luci dei Rolling Stones che fa troppo caldo. Quindi quello che dice Garzia, dice: noi abbiamo fatto il no, cioè non ci deve essere niente di straordinario della vittoria contro il Verona, non ci deve essere euforia contro il Verona, e non ci doveva essere la devastazione che invece si è fatto per le altre sconfitte. Quindi chiede proprio equilibrio anche all'ambiente e alla piazza.
siamo concentrati, quindi non siamo euforici per aver vinto, siamo concentrati, l'Union, e poi entra pure per la prima volta di sua spontanea volontà, perché assolutamente nessuno gli chiede niente a livello tattico. L'Union è una squadra che ha una difesa compatta, che sfrutta il contropiede, sfrutta la fisicità e sfrutta la profondità, quindi lì dobbiamo capire, il Napoli deve stare compatto per evitare la profondità, non ci dobbiamo allungare troppo, insomma le solite cose. Come sta la squadra? Garcia si gira verso Zielinski, faccio l'assist a Zielinski, come sta la squadra? Non è che uno già pensa al Milan magari alla prossima, Zielinski dice che assolutamente al Milan non ci pensiamo minimamente, dobbiamo pensare alla partita di domani, e che le solite cose, ma vi interessa vincere, le solite cose. La domanda per Zielinski da parte dell'ottima Claudia Vivenzio, che ovviamente parla di numeri, parla di cose reali e quindi porta statistiche Opta, dove si parla di uno Zielinski che subito dietro Grealish è quello che ha creato più occasioni da gol in tutta Europa. Questo potrebbe mettere a tacere finalmente la storia della discontinuità. Zielinski sorride, dice: io non ho mai pensato che Zielinski fosse un giocatore discontinuo, addirittura va in terza persona proprio per sottolineare questa cosa. Non l'ho mai pensato, va bene così. Poi sulla presenza chiedono ancora a Zielu la presenza di ADL, e chiedono ancora, seconda domanda, il rinnovo. La presenza di ADL fa piacere, le solite frasi fatte, non c'è dubbio. Ognuno poi ha parlato con lui privatamente, sono cose di spogliatoio che restano nello spogliatoio, ed è giusta la risposta. E per quanto riguarda il rinnovo, a me non interessa, ne parla col mio agente. Ovviamente ragazzi, registriamo la frase, e lui non si sbilancia di solito quando si ha questo tipo di atteggiamento. È chiaro che lui sta benissimo a Napoli, è chiaro che ama i tifosi, è chiaro che ho l'immagine negli occhi di quando lui con gli occhi lucidi vede il murales dedicato a lui con la maglia di Diego addosso. Zielinski non è in discussione l'amore che ha per noi, però ci sono delle altre dinamiche dove se poi anche a lui hai chiesto magari di dimezzarti l'ingaggio e stanno sempre e dobbiamo sempre andare noi incontro a lui, e ad un certo punto i giocatori devi anche gratificarli, non puoi mortificarli anche con contratti che non esiste proprio, soprattutto giocatori di quella classe, soprattutto un giocatore che ha almeno 2 o 3 anni ancora a buoni livelli con la classe che ha. Se tu lo schermi bene, non gli chiedi di fare un calcio del Verona, il calcio di Juric, Zielinski lo metti in una grande squadra, ti fa ancora la differenza, e quindi sarebbe veramente un peccato, perché poi va a scadenza e già da gennaio lo possiamo salutare. Lui Gliss dice: ne parla il mio agente, io non lo so. Quindi grande De Laurentiis, ha risolto i contratti di Osimhen e Zielinski. Tutto falso, sono appesi come mai nel mondo. Garcia, che dubbi ha? Chiede Antonio Giordano. Che dubbi ha Garcia? E Garcia, visto che oramai con Giordano ci sono questi scambi, anche schermaglie comunicative tra sorrisi, un po' di sarcasmo, un po' una sfida continua comunicativa, Garcia fa la battutina e dice: che dubbio ho, ma cosa intendi? Il rasoio che devo usare domani mattina per la barba? Ovviamente non è un grandissimo umorismo da parte di Garcia, ricordiamo che l'italiano non è la sua prima lingua, quindi ci sta pure. I dubbi su cosa andare a vedere a Berlino, insomma così. Ti riferisci alla formazione? Insomma, schermaglie che noi registriamo anche queste qua, poi uniamo i puntini quando li dobbiamo unire, che Garcia ha cominciato a dire: noi gli amici e i nemici in casa. Dice: no, io ce l'ho in testa la squadra che deve scendere. Poi ovviamente la notte porta consiglio, come voi dite, quindi sì, è secondo linguaggio l'italiano, ma lo conosce abbastanza bene, quindi bene o male ha pochi dubbi. E già, visto che domani noi dobbiamo farla un'analisi di una bozza di formazione, quindi lasciate i like e rimanete tuned. Quindi se vince un grande Napoli, se perde tutto da buttare, sviluppala meglio la domanda, così. No, perché intendo proprio qui. E allora hai fatto la domanda, ti sei dato anche la risposta, serve un po' più di equilibrio, però insiste: vinciamola domani. Insiste che la cosa più importante in questo momento è vinciamola, così almeno non dai biscottini, perché poi i giornalisti questi aspettano i biscottini. In lingua gli chiedono di Dussart, che dall'anima è forte, è uno di quei giocatori che ci va in guerra. Poi per come sta in questo periodo sono cose che devi chiedere a lui. Idem per quanto
riguarda Bonucci, la scelta di andare all'estero eccetera, non posso rispondere per lui, e richiama solamente il passato di Bonucci in quella Juventus che lui conosce molto bene, perché è quella che lui ha tentato di scavalcare dal podio con la Roma, e lui cita sì, con grande Buffon eccetera eccetera. Poi ha fatto benissimo la Juve, poi il resto dovete chiederlo a lui. Zielinski si sente leader in campo, ci sta, dice all'inizio, dice ci sta, dopo essendo da tanti anni qui ci sta a sentirmi un leader, a me basta che vince il Napoli, anche se non faccio un assist, se non faccio un gol, basta che ho fatto iniziare l'azione, basta che ho partecipato all'azione, è quello che mi interessa, e ci sta a sentirmi leader. Mi sento responsabile, ecco, è molto responsabile, mi sento responsabile se la squadra va bene o va male, quindi sotto questo punto di vista Zielinski ci mette l'anima e non avevamo dubbi. I tifosi a Verona, fare qualcosa di più per i tifosi, le ultime domande però potevate anche risparmiare. I tifosi a Verona, ringrazia i tifosi a Verona perché fa bene Garcia, è stato bellissimo, ci hanno dato una mano, sottolinea anche i sacrifici economici che fanno i tifosi per andare a seguire il Napoli in trasferta, e addirittura dice io so di qualcuno che si è fermato a Verona per poi continuare a proseguire la trasferta e seguirci anche a Berlino. E poi se altri ricordi di Berlino, di questo stadio, il 2006 non me lo ricordo, il 2006 non me lo ricordo, insomma da francesi ovviamente il 2006 non è il massimo per lui. E ultima domanda, siete sicuri che voi no, volevo chiedere se questa partita è decisiva per la qualificazione. E allora lì io non mi scrivo proprio niente e andiamo con un Abrabam tattico a vedere quale potrebbe essere la formazione, e voilà. E voilà, guardate tutto in diretta come funziona. Io con i settings devo chiedere a Stefano di farmi, passiamo un pochino il numero, ecco, troppo grande. Numero 1 Meret, numero 3 Nathan, e quindi abbiamo un Raspadori che secondo me lo possiamo considerare. Io partirei sempre con Kvara, Lobotka qui, l'idea Zanoli, il riposo ci starebbe per... Ecco, qualcuno diceva Lindstrom e non è nemmeno un'idea troppo sbagliata, perché Lindstrom ci ha giocato contro l'Union, sentire il sapore del calcio tedesco potrebbe essere un'idea interessante. Abbiamo sempre Simeone qui, abbiamo la possibilità del recupero di Olivera, quindi io considero Rachmani recuperato, metto Ostigard in panchina. Abbiamo anche Elmas recuperato, hanno recuperato Elmas e Olivera. Un'altra partita da titolare per Mario Rui, io me la augurerei per come far giocare bene anche Kvara, ma ci sono, insomma ragazzi, i dubbi sono questi. Serve il super lavoro di Di Lorenzo, non c'è dubbio. Confermare ancora Nathan e Rachmani, non credo che si vorrà buttare in campo Ostigard, però questo non abbiamo riporti dell'allenamento, non so se ci sono degli affaticamenti, delle cose, come stanno i ragazzi. I dubbi tecnici sono semplicemente questi. Olivera, Mario Rui per avere un po' di fisicità, perché ricordiamo che Olivera non ha giocato perché è tornato tardissimo dalle nazionali, altrimenti probabilmente avrebbe giocato. Quindi io mi gioco Olivera e sposto Mario Rui. I rumori che arrivano, quindi un cambio lì, e non so se Simeone o Raspadori. Raspadori onestamente ha funzionato, io sposto anche Lindstrom da quest'altra parte. Gaetano non saprei, Gollini non saprei, Zanoli non saprei, Ostigard non saprei e Elmas non saprei. Quindi io confermerei onestamente, se non sta bene, perché Politano è uscito un po' con i crampi, se sta bene Politano io credo che si possa partire così, e ha anche funzionato Raspadori. Vogliamo ipotizzare un cambio, che poi lui ha parlato proprio della fisicità e quindi magari stavolta ancora più pericoloso rispetto al Verona per quanto riguarda i calci piazzati. Ricordate una cosa, questa ce la insegnò Sarri: le squadre più disperate sfruttano di solito al massimo i calci piazzati, almeno per quanto riguarda la mentalità dei calci piazzati. Poi magari le squadre più scarse non sono forti tecnicamente come le squadre più forti e quindi non è che segnano tutti i calci piazzati, ma Sarri ci insegnò questo, che una squadra che non crea tante occasioni da gol molto spesso, quando ne ha solo una, un solo calcio piazzato, si butta con tutta la decisione possibile, quindi magari sono più mentalizzati di una squadra Finito? Di una squadra forte. Ecco che una squadra disperata come l'Unione Berlino potrebbe dire: un'occasione abbiamo, questo calcio piazzato, e si buttano con tutta la loro forza. Quindi questo potrebbe poi portarci a ragionare e a cercare un pochino più di centimetri sui calci d'angolo, e sappiamo la Champions è così. Già tu li conosci o non li conosci. Simeone non fa il lavoro di Raspadori, ma non è detto che Simeone ci faccia giocare male. Simeone
Simeone è quella via di mezzo, perché viene ad aiutare anche lui, indubbiamente, come non fa Osimhen, lo fa meno di Raspadori, ti garantisce anche un po' di profondità come fa Osimhen. Insomma, secondo me si può partire tranquillamente così, se Zielinski sta bene, se Lobotka sta bene, se nessuno di questi ha bisogno di un po' di riposo, altrimenti abbiamo Lindstrom, abbiamo Elmas, abbiamo Mario Rui e abbiamo Raspadori. Questi sono onestamente i miei unici dubbi. Non credo in sorprese dell'ultimo minuto con Zanoli, Gaetano, Gollini e Ostigard. Questa è la situazione. Poi è chiaro che Garcia può anche pensare aspetta, però poi arriva pure il Milan, quindi un po' di gestione di questi qua ce la possiamo aspettare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani aspettatevi, perché c'è la partita, quindi ci sarà la reaction, ci sarà la live post partita. Potrebbe uscire un video nella mattinata per ingannare l'attesa, il recap della Serie A, perché tra un po', vedi, gioca pure la Fiorentina, che non è importante, è importantissima. I like.